Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Penna Nera, la rubrica che vi racconta le iniziative, gli eventi legati alla sezione ANA di Vittorio Veneto. Gli alpini vittoriesi si raccontano e noi proseguiamo il nostro racconto e quindi come di consueto abbiamo qui in studio, e lo ringrazio per essere qui, Maurizio Casetta, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, e poi oltre a lui abbiamo anche un altro ospite e possiamo già dirvi che parleremo del gruppo di Miane nel corso di questa puntata di Penna Nera. Saluto e ringrazio Walter Tonet, capogruppo appunto di Miane. Grazie a entrambi per essere qui. Tanti sono gli appuntamenti che vi abbiamo anche documentato molto spesso in diretta televisiva nelle scorse settimane riguardanti gli alpini. Ovviamente ci sono stati appuntamenti nazionali, appuntamenti più strettamente locali. Allora, Casetta, direi che è giunto il momento di fare un po' un riassunto degli ultimi mesi, delle ultime settimane. Partiamo, direi, Maurizio, se sei d'accordo, dal bel ricordo che portiamo con noi della Dunata Nazionale di Biella. Era una sfida, ma insomma, poi ce lo dirai tu, una sfida vinta mi pare da parte di Biella, no? Certamente, buonasera a tutti, intanto grazie Federico per un'altra opportunità che ci dai con Penna Nera. Sì, partiamo con Biella, è stata veramente una grande sfida, pochi ci credevano, ma diciamo che è stata una sfida vinta assolutamente, perché Biella nella sua dimensione ridotta ha invece portato a tutti e ci ha infuso un grande spirito alpino. Città piccolina, 48.000 abitanti, paura di non starci, paura di essere troppo stretti all'interno della città, e invece abbiamo avuto modo di incontrarci perché, essendo la città piccolina, ovviamente lì giravi, per quelle vie giravi e per quelle vie ti incontravi. Abbiamo incontrato tanta gente che non vedevamo alle altre adunate perché erano chiaramente molto più dispersiva. La gente è stata molto cordiale con noi. Biella, ricordiamo, è città alpina, per cui di questo non avevamo assolutamente problemi su questo fatto, per cui voglio dire è stata una gran bella adunata, anche per noi, perché a Biella c'è un altro monumento del Mulo in centro a Biella, e il sabato pomeriggio, assieme alle nostre salmerie, ovviamente, abbiamo fatto una piccola mini sfilata dalla periferia di Biella fino al monumento del Mulo degli Alpini, e lì abbiamo deposto un cero che è stato praticamente acceso i 2 giorni della Dunata, tranne quando pioveva. Ovviamente la pioggia l'ho spento 2 o 3 volte, però prontamente qualcuno andava ad accenderlo, quindi è stata una cosa molto, molto toccante, molto bella e molto significativa per gli alpini vittoriesi. Ecco, noi con le nostre immagini, con le nostre telecamere abbiamo raccontato soprattutto la giornata del sabato e la giornata di domenica. Abbiamo visto, come appunto ci diceva Maurizio, tanti alpini soddisfatti di questo incontro appunto a Biella. Come al solito, ma poi ci torneremo anche tra poco, il reparto Salmerie ha così raccolto ampi consensi, anche perché a Biella c'è stato il debutto del nuovo mulo, giusto Maurizio? Assolutamente, a Biella c'era il 5° mulo del reparto Salmerie, Tamburino, un mulo giovane, 4 anni, però un mulo molto, molto massiccio, e che ha fatto veramente bella mostra di sé e ha fatto fare grande figura anche alle salmerie. Ma ricordo che le salmerie erano a Biella già da giovedì, e tra giovedì e venerdì hanno incontrato tantissimi studenti entusiasti della presenza dei muli e della presenza appunto del nostro reparto salmerie.
Ecco, quindi appunto dicevo, poi ci torneremo perché c'è stata un'altra iniziativa che abbiamo anche in questo caso documentato. Chiudiamo, diciamo, la Dunata nazionale con ovviamente la grande sfilata poi della domenica. C'è stata anche in questo caso un'ovazione appunto per la sezione di Vittorio Veneto. Procediamo perché sono stati un paio di mesi densi di appuntamenti, perché chiusa diciamo la nazionale, dopo poche settimane c'era l'appuntamento con il raduno Triveneto, che quest'anno possiamo dire era alle porte di Vittorio Veneto, Maurizio. Assolutamente, il raduno del Triveneto, come sapete, quest'anno si è svolto a Conegliano, e Conegliano, città alpina per antonomasia, ha dato vita a tanti reggimenti alpini, per cui voglio dire molto sentita la presenza degli alpini a Conegliano Veneto. Ma c'è stato un qualcosa prima, un preludio. È stata una cosa abbastanza improvvisata ed è stata una proposta del nostro consigliere Larry Zago, che a un certo punto ha detto: ma perché non andiamo con i muli e con le persone, ma soprattutto con i ragazzini, a Conegliano il sabato? Il Consiglio ed io abbiamo accolto immediatamente questa proposta, ed effettivamente questo lo abbiamo fatto. Siamo partiti dalla sede della sezione di Vittorio Veneto, per meglio dire dalla sede della Protezione Civile, e per vie, viuzze, campi, campagne, eccetera, siamo arrivati fino a Conegliano, con la scuderia delle Salmerie al gran completo, cioè con i 5 muli, con tutti gli sconci, e con più di 100 persone che si sono accodate a questa passeggiata. È stata una passeggiata che è molto interessante, soprattutto perché quando passavamo vicino ai paesi, alle città, oppure alle masserie, eccetera, la gente usciva, non capiva cosa succedeva, certo. Però era stata molto interessante questa cosa, e applaudivano i nostri muri. Io purtroppo non ho potuto partecipare, anzi ho partecipato allo start. Che abbiamo visto all'inizio. Esatto, e dopodiché ho dovuto abbandonare perché il primo pomeriggio io dovevo essere a Conegliano per l'inizio del Triveneto, appuntamenti ufficiali, per cui appunto avevo appuntamenti ufficiali, non potevo mancare, e quindi con grande rammarico non ho potuto partecipare a questa grande e bella camminata. Però possiamo dire che intanto noi quel giorno abbiamo proprio fatto fisicamente, e le immagini lo testimoniano, tutto il percorso da Vittorio Veneto a Conegliano, e diciamo, oltre all'entusiasmo che abbiamo riscontrato proprio camminando lungo i percorsi, i sentieri, le strade, insomma, che hanno costituito questo itinerario che era stato pensato appunto da Larry Zago, oltre all'entusiasmo riscontrato sulle strade, c'è stato un grande entusiasmo anche riscontrato online su tutte le interviste, tutti i contributi che abbiamo mandato in onda praticamente in tempo reale, e veramente i muli ancora una volta riscuotono un grandissimo successo, un grandissimo entusiasmo, e dimostrano che insomma il grande lavoro che sta dietro il reparto Salmerie di Vittorio Veneto, che magari a volte viene dato per scontato perché si vedono i muli in occasione della Dunata oppure di queste parate, di queste sfilate, che belli i muli, però poi c'è tutto un lavoro dietro di tutto l'anno, 365 giorni all'anno, perché certo, gli animali devono stare bene ovviamente, e quindi anche online c'è stato veramente un grandissimo riscontro per il reportage che abbiamo realizzato, e è stato, diciamo, il nostro modo di raccontare il raduno Triveneto di Conegliano
attraverso diciamo un'altra forma. Raduno Triveneto che poi è entrato nel clou con il pomeriggio del sabato, la piccola sfilatina del sabato sera nel tardo pomeriggio, una grande serata alpina con i cori e poi una folla festante fino a tarda notte, e poi la domenica mattina, Maurizio, la classica sfilata per le vie di Conegliano. Sì, com'è andata? certo, ma volevo fare un attimo un passo indietro, perché i muli avevano un solo vincolo: non intralciare il raduno di Conegliano. Così ci siamo accordati ovviamente con la sezione di Conegliano, e così è stato. I muli sono arrivati praticamente fino alla scalinata degli Alpini, hanno fatto una bella fotoricordo tra muli, sconci e tutte le persone che hanno seguito, esatto, i partecipanti a questa passeggiata, e dopodiché si sono praticamente defilati. Ma devo dire che da quello che io ho sentito, dalle voci che ho raccolto, è stata questa camminata, e soprattutto l'entrata a Conegliano, è stata presa in modo entusiastico sia dalla sezione di Conegliano, che ringrazio, e sia da tutti i partecipanti e tutti gli alpini che erano in quel momento a Conegliano. La domenica, al di là del caldo, era praticamente una domenica infernale. Noi abbiamo sfilato dopo le 12, dopo mezzogiorno, appena dopo mezzogiorno. È stata veramente una gran fatica sfilare per i 2 chilometri appunto del percorso, ma molta soddisfazione. Tanta gente che applaudiva dall'inizio, appunto, dove noi eravamo ammassati, fino alla fine. Quindi direi che Conegliano ha vinto la sua sfida, ha fatto una gran bel raduno. Molto bene, molto bene. E quindi questo accadeva a metà giugno, nemmeno un paio di settimane per riposarsi, che giustamente la sezione ANA di Vittorio Veneto ha organizzato la propria adunata, la piccola adunata, però tanto piccola non era, l'adunata sezionale, Certo. che quest'anno ha trovato casa in quel di Miane, e quindi tra pochissimo andremo anche da Walter Tonetta a chiedere, insomma, proprio dal punto di vista anche organizzativo come è andata. Ma prima, Maurizio, proprio in una battuta, anche in questo caso una 3 giorni, questa volta iniziata il venerdì, molto intensa e pregna di tanti appuntamenti. Certo, assolutamente. Non avevamo ancora smaltito i sudori di Conegliano, che siamo partiti per Miane, però devo dire, qui è presente il capogruppo, ma devo ringraziare lui e tutte le persone che hanno lavorato per far sì che a Miane succedesse quello che poi è successo, cioè 3 giorni, partendo dal venerdì sera, poi il sabato sera con i cori e la domenica, 3 giorni molto intensi, fatti e preparati molto bene, organizzati molto bene. Siamo partiti il venerdì sera con un'inaugurazione di una mostra fotografica. Dopodiché al Teatro Antiga un loro collaboratore, ma un collaboratore e un consigliere anche della sezione, che si chiama Federico Gusato, che fa parte anche del centro studi sezionale, ha fatto la storia dei 100 anni della sezione di Miane, per cui ha fatto una bella regressione di 100 anni, ma molto interessante, storicamente fatta molto molto bene. Poi sabato sera, e qui devo applaudire anche qui per l'organizzazione in chiesa della serata corale, assieme al coro Coldilana e il coro Mesulano, che per la prima volta hanno cantato assieme. Poi magari facciamo una parentesi alla fine, il perché e come. C'era il coro Monte Cimon e il coro Giulia dei Congedati.
E poi domenica, un'altra domenica caldissima, abbiamo avuto la nostra sfilata, la nostra Santa Messa e il nostro rancio alpino. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, quindi un grande applauso al gruppo di Miane e a Walter Tonet che li guida. E adesso veniamo proprio a Walter Tonet. Allora, il presidente Casetta si è sperticato in complimenti per questo fine settimana bello intenso che vi ha visti protagonisti, ma adesso ci racconti un po' com'è stata l'organizzazione di questo evento molto complesso, ma che immagino vi abbia dato anche molte soddisfazioni. Sì, buonasera anche da parte mia, un grazie dell'invito a Federico e anche al Maurizio Casetta, nostro presidente sezionale. Devo fare una premessa, ringraziare soprattutto voi della Tenda TV per le 3 giornate che siete stati da noi. Sono state 3 giornate intense, ma soprattutto abbiamo visto che dopo le vostre visualizzazioni in TV nel territorio c'è stato un aumento di alpinità, ma però si è visto un ritorno a quello che era una volta, gli alpini veri, gli alpini che ti davano una mano, che invece tuttora, anche perché l'età per tutti è avanzata, i giovani sono pochi, però abbiamo visto che dopo quelle 3 giornate tanta gente ci ha detto bravi, siete stati bravi, se avete bisogno di aiuto siamo qui, siamo pronti a darvi una mano. Ecco, questo è stato un momento di soddisfazione enorme. Perciò grazie per queste 3 giornate. Beh, io ringrazio. Intanto stiamo vedendo anche delle immagini storiche che facevano parte appunto di alcuni dei momenti di ricordo, di rievocazione che avete fatto proprio in quei giorni, e è sempre importante secondo me in queste occasioni fare anche una sorta di punto della situazione, raccogliendo materiali, come in questo caso materiale storico, per ricordare ciò che si è stati, e poi però giustamente come diceva anche Tonet, per andare avanti, perché gli alpini nel territorio si vedono giorno dopo giorno e non solo alle adunate, giusto? Sì, è vero, però bisogna considerare una cosa, che ormai noi siamo 120 soci, di cui 110 soci reali, gli altri sono aggregati. E giovani sono sempre meno che fanno la naia, perciò dobbiamo pensare a un prossimo futuro dove ci sarà sicuramente da fare, ma da dover trovare più persone da cui poter attingere della nuova forza. Certo, certamente. Tonet, adesso noi non è che dobbiamo ripercorrere tutti e 100 gli anni del gruppo, perché altrimenti ci vorrebbe un po' troppo tempo, però per sommi capi raccontiamo ai nostri telespettatori da dove è partito tutto e dove siete arrivati. Allora, partiamo dall'anno di fondazione, che è il 1925. La data è un po' rimasta, si può dire, non trascurata, però abbiamo dovuto decidere se farlo quest'anno oppure l'anno prossimo, che sarebbe stato il 2026. Perché non era del tutto chiaro? Sì, perché il 90° noi l'abbiamo fatto nel 2016. Okay. Però su alcuni ritrovamenti che abbiamo trovato, soprattutto un manifesto che avevamo in sede, abbiamo un manifesto dove dice che nel 1965 il gruppo di Miane, cosa che faceva? In manifestazione del 40° anno di fondazione, perciò 65 più facendo i conti. Perciò da là siamo partiti e abbiamo detto, se questo è un documento, dovrebbe essere un documento reale, facciamo due conti e decidiamo di farlo quest'anno, anche perché c'era la possibilità di fare la sezionale proprio da noi, c'era uno spazio praticamente in sezione,
per i prossimi anni era già coperto, però quest'anno era scoperto, hanno detto facciamo noi a Miane e così è stata. Il gruppo di Miane praticamente allora nasce nel 1925, viene fondato di nuovo nel 1931, quando c'è stata anche la fondazione della sezione, e poi rifondato nel 1955, con l'elezione della nuova madrina, che è la signorina Menegazzi Giustina, che era la figlia del fondatore Menegazzi. Il fondatore Menegazzi è l'uomo che nel 1925, assieme a dei probabili reduci della Prima Guerra Mondiale, ha fondato questo gruppo. Poi nel frattempo si è evoluto e si è andati, come dicevo prima. Il gruppo di Miane nel suo periodo ha costruito un gruppo solido, si è riusciti a fare un rifugio alpino che è su a 1300 metri sopra Miane, poi adiacente una chiesetta che è dedicata alla Madonna della Pace, e nel 90 abbiamo costruito anche con tutte le nostre forze e anche acquistandola una casa che era diroccata, anche la nostra casa degli alpini. È tuttora dove ci troviamo anche per fare le nostre serate e i nostri consigli serali. Beh, insomma, allora possiamo dire che quindi di storia ce n'è molta, che è stata costellata da questi anche grandi traguardi che avete realizzato, e posso chiederle un ricordo particolare che la Lega ovviamente, il suo gruppo, il gruppo di Miane, un qualcosa che proprio se pensa al suo gruppo, che immagino sia anche un gruppo di amici ovviamente, proprio la fa sorridere, insomma, un aneddoto, un qualcosa legato al gruppo di Miane. Beh, sicuramente il periodo, sono passati tanti anni, quando ho cominciato io, gli anni prima di avere la casa nostra alpina, andavamo su in collina dal presidente allora, che era un presidente dall'Arche, aveva un mobilificio, non so, forse qualcuno si ricorda. E lassù mi ricordo ci faceva le serate di consiglio, e poi alla fine, così diceva, come tutti gli alpini, si mangiava e si beveva. Era un ricordo particolare perché non c'erano posti da andare, il comune non aveva degli spazi adibiti a noi alpini, e noi andavamo in casa di questo qua privata e facevamo il consiglio là. Quello era quindi tanti momenti di aggregazione, sì, immagino, e magari anche tante idee sono nate appunto in quell'occasione. Allora Maurizio, beh, appunto il capogruppo Tonet ci ricordava appunto un po' di storia, non possiamo ripercorrere tutto, però dicevamo in queste giornate di adunata sezionale c'è stato anche il momento così del ricordo, e che cosa ti senti di dire appunto anche per il futuro, ovviamente, perché c'è la parte della memoria ma poi si guarda sempre al futuro, al gruppo di Miane, che cosa ti senti di augurare, Maurizio Casetta? Al gruppo di Miane chiaramente gli auguriamo ogni bene, anche se credo non ne abbia tanto bisogno, nel senso che il gruppo è molto coeso, è un gruppo che sta bene insieme. Io li ho visti lavorare appunto durante questo periodo per l'organizzazione del loro anniversario, quindi del loro centenario e della 94esimo raduno sezionale della sezione di Vittorio Veneto, e li ho visti molto complici, ecco. Uso questo termine, molto complici, perché la squadra con cui anch'io ho lavorato, quelle 10-15 persone, ma suppongo che, come diceva prima Walter, dopo l'adunata sezionale si stiano aggiungendo altre persone, ecco, quindi io auguro che il gruppo abbia lunga vita, ovviamente, che riesca a portare all'interno del gruppo altri alpini, perché anche a Miane, come del resto
in tutta la sezione, ma come del resto in tutta Italia ci sono degli alpini che noi definiamo dormienti, cioè degli alpini che hanno fatto il servizio militare ovviamente nel corpo degli alpini, che però poi non hanno avuto modo o non hanno mai voluto entrare effettivamente nell'ANA. Ecco, quindi io spero che con questa sezionale, con questo centenario, le fila del gruppo di Miane si rimpinguino di persone, di alpini che non si sono mai iscritti, ma anche di giovani alpini, chiamiamoli alpini anche se non sono soci effettivi, ma amici degli alpini oppure aggregati. Ecco. Quindi spero che fra 10-15 anni, non io, magari non Walter, ma si possa riproporre la Dunata a Miane con delle persone sempre molto affiatate come lo erano in quest'anno. E questo ovviamente ce lo auguriamo. Walter Tonet, che cosa si sente di dire ai suoi alpini che hanno reso possibile questa bella Dunata sezionale? Immagino che sia stato un impegno non da poco. Sì, innanzitutto li ringrazio perché è un doveroso ringraziamento, perché non è stato facile, soprattutto perché oltre alla domenica della Dunata sezionale abbiamo fatto anche le altre 2 serate, perciò l'impegno è stato molto, molto faticoso e anche abbiamo dovuto attingere anche altre forze. Sinceramente devo ringraziare anche chi, oltre al consiglio mio o del gruppo, ma anche chi si è adoperato per darci una mano in quel frangente, perché avevamo bisogno di tutti. Io posso dire soltanto una cosa, che da quello che chiaramente ho sentito, ma anche da parte non solo dei miei cittadini di Miane o i miei collaboratori, ma anche dei capigruppo di sezione, ci hanno fatto i complimenti, non a me, al gruppo, per come è stata fatta la manifestazione, ma soprattutto perché sono rimasti contenti. È importante che la gente sia rimasta contenta e che se dovessero ritornino col cuore sicuro di non aver problemi. Certo, certamente. Mentre proprio in un flash, che cosa si augura per il futuro del gruppo di Miane? Innanzitutto, come dicevo prima, di trovare altre persone che si iscrivono come soci, soprattutto come diceva Maurizio, che ci sono, soltanto che bisognerebbe andare a bussare e noi come alpini non siamo capaci. Però dico, l'importante è che la guida non sarò più io, perché io devo dire che sono stato un fortunato in questo periodo, perché non capiterà a tutti di fare un centenario. Non credo, perché se guardiamo 100 anni indietro, sì. Perciò sarà difficile che ci sarà qualcuno che lo farà, ma chissà quando. E allora l'importante è che la forza di tutti sia unanime, che tutti ci siano a fare e poi assieme andremo avanti e andremo incontro anche a problemi, ma soltanto si può risolverli stando insieme. Certo, questo è importante. Allora, caro Maurizio, torniamo al racconto, diciamo, della cronistoria delle ultime settimane, mentre Tonetti inizia a pensare al 200° anniversario del gruppo, perché insomma ho visto che già stanno pensando. No, Maurizio, volevi fare una sottolineatura sul concerto del sabato, giusto per chiudere l'argomento? Sì, appunto, perché qui c'è stato questo unicum, possiamo dirlo, che però non so ma sarà non credo sarà un unicum comunque. Avremo altre occasioni di vedere il coro Mesulano e il coro Coldilana cantare assieme. È un piccolo aneddoto, perché penso io dovevo ancora diventare presidente, quindi era febbraio forse, arriva Federico Gusato e mi fa: io per sabato sera
ho 5 cori, come faccio? Perché ho il Monte Cimon, che è il coro di Miane, fondamentalmente. Ho i 3 cori della sezione ed ho, scusate, ed ho il BAI. Memore di quello che a me piaceva fare qualche anno fa, cioè il coro dei cori della sezione di Vittorio Veneto, ho detto, beh, non c'è problema, facciamo cantare assieme il Mesulano e il Col di Lana. Loro provavano già assieme perché delle prove le hanno già fatte, eccetera. Addirittura al concerto che voi avete registrato a Serravalle hanno cantato qualche canzone assieme e quindi io ho detto facciamo cantare assieme i 2 cori, quindi ne abbiamo uno solo. Il coro Ana lo facciamo cantare alla domenica e quindi la compagine corale era abbiamo tutta risolto il discorso. Esatto. L'importante era che tutti fossero rappresentati e che anche Miane avesse la sua rappresentanza con il coro di Miane, appunto, e con un coro che loro avevano invitato, che era appunto il BAI. Ecco, questo era il piccolo aneddoto e da lì si è avverato un po' quello che a me è sempre piaciuto, cioè che la sezione di Vittorio Veneto in alcune occasioni potesse sfoggiare il coro dei cori. A me piacerebbe con tutti e 3 i cori, però per il momento non è possibile. Insomma, però chissà, c'è tempo. Sono riuscito a fare il 66% finora, ecco, del mio risultato finale. Allora Maurizio, andiamo avanti perché qui il tempo passa. Il tempo passa. Altri appuntamenti delle scorse settimane, tra cui uno che so che ti ha visto protagonista oltre confine. Ma allora sì, siamo stati e qui dobbiamo dar onore a Francesco Introvigne, presidente emerito, perché lui ha organizzato una nostra uscita a Bratislava, specificatamente al cimitero di Samorin. Esatto, ecco, questa è la foto, dove appunto ci sono 1900 caduti italiani della Prima Guerra Mondiale. E abbiamo fatto questa esperienza assieme alla sezione di Conegliano, che era rappresentata dal suo presidente Francesco Botteon, e alla sezione di Valdobbiadene, che era rappresentata dal suo presidente Massimo Burol. Ecco, quindi tre sezioni italiane più la sezione Slovacchia. Qui vediamo anche il loro vessillo, una sezione nuova che è praticamente da gruppo è stata promossa, lasciatemi passare questo termine, lo scorso anno. Ecco, quindi siamo stati precursori, è la prima volta che gli alpini italiani vanno in pellegrinaggio in Slovacchia. C'è stato tempo addietro, mi diceva l'ambasciatore italiano, che è il dottor Gianclemente De Felice, è anche lui uno nuovo perché è stato nominato ambasciatore di Slovacchia ad ottobre scorso, e mi diceva appunto che in quel cimitero e ad onorare i nostri caduti c'è stato il presidente Ciampi, quindi a suo tempo, nel 92-93. Ecco, questa è stata una cosa molto importante, molto interessante che abbiamo fatto. Ringrazio nuovamente Francesco Introvigne e ci siamo detti che non sarà una tantum, ma speriamo di ritornare in un prossimo futuro di nuovo, magari con più sezioni, magari con altre sezioni del Veneto o no, o anche extra Veneto, diciamo, in questo luogo dove sono sepolti 1900 italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale in territorio slovacco.
E qui torniamo sempre all'importanza ovviamente della storia e del ricordo. Assolutamente sì. Altri appuntamenti che ci sono stati in questo periodo oppure passiamo direttamente Beh no, ce n'è stato uno ieri, c'è stato l'appuntamento annuale sull'Adamello, qui abbiamo la nostra sezione che concorre sempre ogni anno con due nostri rappresentanti. Possiamo fare i nomi, uno è Redo Bezzo e l'altro è Larry Zago, loro sono dei camminatori instancabili e sono stati appunto sull'Adamello ieri. Non li ho ancora sentiti, ma credo sia stata come sempre una bella esperienza. Dopodiché andiamo un po' ci proiettiamo verso il futuro. Impegni ce ne sono tantissimi, al di là delle feste dei gruppi che noi partecipiamo come consiglio direttivo o come presidente praticamente a tutti, ed è giusto onorare tutti i nostri 19 gruppi. Abbiamo il 24 di agosto, abbiamo il trofeo Città della Vittoria, che è un tiro a segno con carabine laser. Quest'anno, da 2 anni, è diventato itinerante e quest'anno saremo a Cigion di Valmarino. Il 22 agosto, mi stavo dimenticando, ieri c'è stato un invito per una messa, che poi lo divulgherò anche a tutti i gruppi, una messa al Duomo di Serravalle che sarà officiata da Sua Eccellenza il Vescovo Battocchio, e quindi proprio ieri abbiamo avuto questo invito. Quindi per Sant'Augusta, insomma, per Sant'Augusta noi siamo a posto. Ci sarà un appuntamento particolare. C'è un appuntamento molto particolare a cui ci tengo molto, anche perché è la prima volta che facciamo un'uscita ufficiale con il nostro nuovo vescovo e spero tanto non sarà l'ultima. E dopodiché settimana al bosco, dopo, immagino. Il 31 ci sarà il Bosco delle Penemozze. Quest'anno non sarà solenne, lo sarà il prossimo anno, perché il prossimo anno saranno 5 anni dalla prima edizione solenne, quindi questa... Ecco, ricordiamo che ogni 5 anni ci sarà la presenza del Presidente nazionale, del Labaro nazionale e tutti i consiglieri, eccetera. Quindi sarà, diciamo, un Bosco delle Penemozze di prova per il prossimo anno. Per l'anno prossimo. Per l'anno prossimo, assolutamente. Andiamo un attimo fuori sezione perché mi piace ricordare che la sezione di Belluno il 14 settembre sul Pian dei Salesei, all'ossario del Pian dei Salesei, ci sarà appunto anche lì per la prima volta una commemorazione solenne, quindi lì ci sarà il Labro, ci sarà il Presidente nazionale e quindi siamo tutti invitati a questa collaborazione. Sezione vicina. Insomma. Assolutamente, è una sezione amica, collaboriamo moltissimo con Lino De Pra, che è il Presidente, e quindi lo onoreremo senz'altro in questa nuova solennità. Dopo, per non andare tanto distante, il 12 ottobre a Vittorio Veneto ci sarà il campionato ANA di tiro a segno. Ma ne parleremo. Più avanti. Mettiamo lì solamente l'appunto per ricordarci la prossima volta. Giorni non ci permette proprio di essere focalizzati su ottobre. Direi che il caldo di questi giorni. Anche se quindi sarebbe bello avere la temperatura di ottobre. Anche in questo studio abbiamo voluto ricreare la temperatura. Certo. E poi finisco solamente con una cosa che è in divenire. Il 19 ottobre torneremo a Miane perché ci sarà la nostra classica definita messa dei cappelli, ma sarà la messa dei defunti alpini dell'anno e ritorneremo appunto nella chiesa di Miane. Ecco, queste sono le nostre celebrazioni, le nostre... i prossimi appuntamenti. I nostri appuntamenti, senz'altro.
Allora, io sto per salutare i nostri ospiti, prima però volevo ricollegarmi un secondo a quello che diceva Tonetta anche prima e che ringrazio, insomma, perché ha ricordato come le nostre riprese della adunata sezionale abbiano fatto sì che l'evento non si sia fermato quei 3 giorni, ma così abbia avuto un respiro più ampio. Mi sento di ringraziare ovviamente tutta la squadra tecnica che lavora dietro le quinte, che voi non vedete, che anche in un contesto come quello di Miane si è data da fare, insomma, per la buona riuscita delle immagini. Ovviamente non era facile perché erano diversi i campi, diciamo, di ripresa, e quindi mi sento di ringraziare anche tutta la squadra che sempre si adopera per far sì che le immagini possano arrivare all'interno delle vostre case, sia quelle del concerto sia quella della sfilata. Mi sembrava giusto ricordarlo. Maurizio, siamo in chiusura, siccome insomma adesso il mese di agosto gli alpini fanno un po' di vacanza, un po' di riposo, oppure non ce n'è mai? No, non esiste riposo perché Tonetta appunto, dice di no, Tonetta dice di no. no, dobbiamo assolutamente preparare appunto la manifestazione del Bosco del Pennemozze, e quindi non ci sarà riposo, ma al di là che poi già domenica andremo in Praderadego perché ci sarà la festa del gruppo di Praderadego, quindi non c'è pace tra gli ulivi, come si dice. Quindi ci sono sempre tante iniziative. A Ferragosto c'è A Ferragosto c'è la festa del San gruppo Boldo. di Follina, San Boldo. di Tovena a San Boldo, e quindi siamo impegnati anche per tutto il mese di agosto, come sempre. Ecco, quindi ce n'è insomma per tutti i gusti. Gli alpini non vanno in vacanza. Però queste qua sono feste, ma come dicevo anche durante la sezionale, gli alpini sì, fanno anche festa, ma sempre dopo aver lavorato per la comunità, per le persone che hanno più bisogno, e quindi sempre dopo aver dato una mano appunto a chi ha più bisogno di noi. Certamente, certamente. Io ringrazio Maurizio Casetta, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, per essere stato qui in studio con noi, e ringrazio Walter Tonet, capogruppo di Miane, degli alpini di Miane, e ancora una volta complimenti per l'adunata sezionale che avete realizzato. Grazie a tutti voi per averci seguito, continuate a seguirci anche molto numerosi sui nostri social. So che quando ci sono gli alpini, insomma, le visualizzazioni impazziscono, e quindi a noi fa piacere, e ovviamente vi ringraziamo per l'entusiasmo che sempre ci regalate. Vi auguriamo ovviamente una buona estate anche da parte nostra, e ci rivedremo, e ritroverete ovviamente le immagini degli alpini vittoriesi come al solito sulla Tenda TV. Grazie a tutti voi per averci seguito.